Per rispondere alla Goalbet Calcio 8 che si è riavvicinata battendo nell'incontro precedente per 3-2 Bacci Immobiliare, il Cotton Club si presenta alla Stella Azzurra con 12 vittorie consecutive. Proverà a fermare questa corsa apparentemente inarrestabile la Roma Calcio 8 GSA di mister Roberto Rossi, oggi in maglia bianca con banda diagonale e giallorossa. I ragazzi del presidente Villani vogliono punti pesanti, pesantissimi per rimanere attaccati alla zona playoff. Liste che ci sono state consegnate in un battibaleno appena terminate le interviste della partita precedente Bacci Immobiliare contro Goalbet Calcio 8. Andremo a leggere quindi mano a mano la lista di convocati di questa sfida. Ultimo posticipo della 22esima giornata di Serie A dalla Stella Azzurra con il Cotton Club. Iniziamo dalla squadra campione d'Italia ed ospite stasera via dei Cocchieri, con in porta naturalmente Simone Santarelli, con il numero 10 c'è Mario Artistico, il 6 è Barbarella, 4 Cristian Conti, Alessio Empoli e il numero 8 Innocenzi, mentre le squadre invertono il campo. È con le 44 Lefebvre, 23 Piccheri, ha il numero 5 7 Tinazzi, con le 21 naturalmente capitano Alessandro Zamperini. Risponde la Roma Calcio 8 che schiera il numero 4 Cossu. In porta c'è Stefano Goletti con il numero di Johan Cruyff, il 14, non esattamente un numero da portiere. Il secondo portiere per la Roma è Lazzarini. Piccola storia poi riferita alla gara d'andata della quale vi daremo conto a breve. Luca Liberti il numero 8, Malatesta ha il 10, Oliva il 3, Palmisano il 9, 6 Paoliello, 2 Pisapia, naturalmente Seferi con la numero 16, Simone Succi e il numero 11. È tutto pronto allo start, è iniziata in questo istante Roma Calcio 8 GSA contro Cotton Club, una sfida che lo scorso anno vide la sconfitta più larga nella storia della regular season del Cotton, che qui su questo terreno allora maledetto della Stella Azzurra vide la vittoria dei giallorossi al tempo allenati da Artan Camberi per 5-1. Cotton che poi si è rifatto abbondantemente con la gara di ritorno vinta per 4-0 al Ciriaci, e con quella di quest'anno sempre del Ciriaci vinta per 3-0. Qui c'è già qualche discussione per un fallo laterale, c'è Piccheri che lo riconsegna polemicamente alla Roma Calcio 8, lo va a battere il numero 2 Pisapia, un contrasto, la palla ce l'ha Succi, attenzione a Succi, da lì può tirare Santarelli, naturalmente con mani sicurissime, anche ampi e chiari gesti che un tiro del genere non poteva davvero impensierirlo, e va vicino a sé ad Alessio Piccheri. Quindi Zamperini al centro della difesa. Oggi c'è un assetto particolare per il Cotton, che qui serve Alessio Empoli, oggi esordiente, e nel cerchio di centrocampo al posto di Nolano il movimento di Mario Artistico. Empoli torna dietro da Piccheri, ma la testa lì davanti per la Roma è anch'egli un elemento che non conosciamo assolutamente. Zamperini ha cambiato gioco dove però nessuno albergava per quanto riguarda i suoi colori, quindi rimessa laterale per la Roma. Battuta velocemente, Succi la alza, poi un tocco, prova ad andare Malatesta, ma Zamperini è imperioso nell'anticipo, poi la giocata corta, buona, fuori, il destro che parte, Goletti subito decisivo a due mani. La conclusione l'aveva tentata immediatamente Alessio Empoli, qui fallo di Artistico nel frattempo sull'avversario, è andato a far sentire i tacchetti appunto, c'è Lefebvre che gira da centravanti e altri a muoversi intorno, c'è naturalmente Alessandro Barbarella, lo riconoscete con la maglia di solito indosso a Federico Blandino, oggi assente assieme a Nolano. Con la numero 6 ci sono dei cambi anche per quanto riguarda la Roma, che però porta quasi tutti i suoi migliori giocatori naturalmente per questo appuntamento. A centrocampo Cossu ritrova il suo ruolo abituale dopo essersi dovuto adattare tante volte. Artistico è toccato, è calcio di punizione. Sarà lo stesso Mario Artistico ad occuparsi della battuta di questo tiro da fermo. Tripletta nell'ultima giornata per Mario Artistico, che ha trascinato il Cotton Club nella vittoria per 5-3 nel derby del Ciriaci contro la Pisana. Uno dei 3 gol in quell'occasione è giunto proprio su calcio di punizione, e qui ci riprova andando con la rincorsa e la bomba contro la barriera. Gioca curto indietro Empoli, quindi Zamperini. Da quest'altro lato c'è Tinazzi. Buona la finta di corpo su Seferi e si ricomincia da Piccheri. Palla molto brutta, quindi interviene Malatesta e il suo sinistro attraversa tutta l'area di rigore, un errore al quale Alessio Piccheri non ci ha naturalmente abituato. Si fanno sentire subito dalla panchina del Cotton, sale il pressing della Roma.
Tinazzi infatti sapientemente rinvia, Lefebvre col corpo, bravo a prendere il calcio di punizione. Era un lancio un po' a casaccio da dietro, ma quando hai degli attaccanti come Lefebvre e Barbarella, è partito col tridente pesante il Cotton Club con anche Mario Artistico in appoggio, puoi permetterti anche di giocare palla lunga a pedalare su questo tipo di giocatori. Mentre se ne va probabilmente a casa Maroder. È passato qui sotto la nostra postazione. Goletti ne ha messi 2 in barriera, fischia Tomeo, parte Mario Artistico. Sinistro secco, Goletti con i piedi. Non facile, la palla gli è rimbalzata davanti dopo essere sbucata vicino a una selva di gambe di tanti giocatori che ne affollavano l'area di rigore degli stesso presidiata. Calcio d'angolo battuto arcuato, lungo sul secondo palo, una sponda, Zamperini è anticipato da Cossu, anzi era Lefebvre ad essere anticipato da Cossu sulla sponda di Capitan Zamperini. È una bella partita, molto fisica, muscolare, è inevitabile che sia così con giocatori come quelli della Roma Calcio a 8 e del Cotton Club. Lungo lancio, qui a trovare Klaus Seferi, anche per lui capigliatura nuova di Zecca, appoggio su Succi, Cossu ha provato a prolungare al volo. E attento Tinazzi, che poi rischia un po', ma Barbarella se la cava fino all'intervento falloso, anche se provava a mimarne l'involontarietà Cossu, ancora su Barbarella. Un fallo onesto alla fine se l'è presa Barbarella perché forse colpito al volto, ma provano a spiegarsi con un altro colosso come Cossu. Arriva Alessio Piccheri, che infatti riesce a dirimere la situazione. Tinazzi ha giocato velocemente da Alessio Empoli. Le sue finte, su di lui Klaus Seferi. Fallo laterale. Lefebvre. La protegge col corpo Lefebvre. Riesce a far passare. Empoli fuori, Barbarella alto. Che buona azione di Lefebvre. Tutto mestiere sul fondo. Goletti. Lungo lancio, rimette velocemente Piccheri. Artistico. In mezzo a 2. È toccato, chiede scusa Cossu, infatti si prosegue Empoli, ma rinviene in qualche modo dalla difesa Oliva, che poi salta l'uomo. Se la porta però fuori, giunge Tinazzi, che oggi gioca da esterno basso sinistro, di solito l'abbiamo visto a destra, andare da Lefebvre. Appoggio dietro da Fabio Tinazzi. Scambio che si chiude con Alessio Empoli, che sembra essere entrato con discreta buona lena all'interno degli schemi del Cotton Club. Piccheri. Artistico. Il cambio di gioco incontra il solito Barbarella. Il suo sinistro e sul secondo palo non giunge all'appuntamento con la rete Lefebvre. C'è stata una deviazione sul sinistro smozzicato, infatti, da parte di Alessandro Barbarella. E quindi calcio d'angolo per il Cotton Club, che ha colpito tante volte così qui alla Stella Azzurra contro il Football 8. La soluzione invece è cercare fuori Artistico, che si coordina, mandandola alta sopra la traversa e quasi fuori dal recinto di gioco. Seferi. Inizia l'azione molto in basso Seferi, che infatti sbatte su Barbarella in questo caso. Pisapia in verticale, ma la testa, compito difficile, quello di essere marcato da Alessandro Zamperini, che conferma di essere in gran forma. Va da Artistico, 1-2 che si chiude, Zamperini molto vicino al gol. Occasioni a grappoli in questo avvio, con Succi che rinvia Tinazzi con calma olimpica da Santarelli. La gara è naturalmente molto veloce, la vogliono vincere a tutti i costi sia la Roma Calcio a 8 GSA che il Cotton Club, che non mostrano assolutamente paura di prendere gol in questo avvio. Quando è delizioso il cambio di fronte di Artistico su Tinazzi, non è lo stesso il passaggio del suo numero 7 a favore degli attaccanti, quindi Succi prosegue in lungolinea con Zamperini che interviene pulito sul pallone e guadagna anche fallo laterale facendola carambolare addosso a Malatesta. Simone Malatesta, esordiente alla Roma e con la maglia numero 10. Chiederemo Lumi dopo, mister Roberto Rossi o quantomeno a Villani. Qui cambio di gioco cervellotico di Artistico, non arriva nessuno sul pallone. Alla fine Barbarella su questa palla vagante, tutti se ne erano disinteressati. Cambio di fronte, ancora Artistico prova ad accendersi ma gioca per ora troppo individualmente. E allora la Roma con Pisapia che sbaglia, però anch'egli andando contro Alessio Empoli. Chance Cotton, Artistico dal fondo, prova a far passare, chiede un fallo di mano ed è calcio di punizione dal limite.
Sembrava netto il tocco col braccio, l'abbiamo visto anche noi dalla nostra postazione. Buzzi ha atteso mezzo istante per constatare quale proseguimento avesse l'azione in questione. Artistico ha battuto velocemente da Empoli! All'esordio la classe ed il mestiere del giocatore espertissimo Alessio Empoli. 0-1 Cotton. Ha dormito la Roma Calcio 8 su questa soluzione della punizione battuta fuori. Abbiamo visto segnare più e più volte il Cotton Club così. Seferi sbatte su Tinazzi, poi prova ancora a puntare gli avversari. Seferi ha di fronte a sé Zamperini, la protegge con la spalla. C'è un doppio intervento del Cotton, Barbarella che si è applicato anche in difesa in questo caso. Ha il problema di liberarsi della sfera, su di sé Cossu che dice di aver preso la palla, calciando via anche un pezzo di Barbarella. Punizione Cotton Club, siamo giunti all'incirca al 10° minuto nel corso del primo tempo. I campioni d'Italia sono in vantaggio per 1-0 in virtù della rete di Alessio Empoli, che qui gioca malamente un pallone costringendo Lefebvre quasi al fallo. Piccheri, ancora Empoli, lo cercano i compagni, no, Lefebvre va da Piccheri. La Roma si ridispone in difesa, Seferi in prima pressione su Tinazzi. Piccheri, lancio lunghissimo, ma nemmeno uno stambecco come Barbarella può arrivarci. Goletti, Seferi prova a girarsi, prova ad andarsene a Tinazzi, che ha tutta l'esperienza del mondo però per mettersi in mezzo. Tinazzi, lunghissimo cambio di fronte su Artistico che controlla. Il palleggio all'altezza della linea di fondo, poi un cross contrato, quindi Empoli ancora da Artistico. Di prima da Piccheri, non c'è fallo secondo l'arbitro, allora Seferi, 1-2, palla in aria per la Roma fino in fondo, in scivolata a poco dall'1-1. E chiedevano un calcio di punizione su Piccheri, quelli del Cotton, contrasto molto energico con Succi, era vicinissimo l'arbitro che ha detto tutto regolare. Tinazzi palleggia e rinvia, sciabolando dove però può rigiocare indietro la palla senza problemi Pisapia da Goletti. Goletti che ebbe una disavventura nella gara d'andata, in un intervento in scivolata di Barbarella ne causò un infortunio alla mano, di lì l'ingresso di Lazzarini che poi difendette bene la porta, comunque già trafitta più volte dal Cotton nel corso di quella gara. La Roma ci prova, va da Oliva, Alessio Oliva si ferma, controlla il piazzamento dei compagni, al limite, un rimpallo vinto e un destro che parte di Seferi, fuori non di molto. Time out, occasione per una piccola pausa. Si riprende con il rinvio di Santarelli, siamo giunti a metà del primo tempo, quando Lefebvre svetta verso Artistico ma c'è il bel recupero di Succi. È una gara molto equilibrata, il posticipo ultimo della 22esima giornata di Serie A della Lega Calcio 8, quella in cui il Cotton Club sta conducendo per 1-0 sul terreno in trasferta della Stella Azzurra di Via dei Cocchieri contro una buona Roma Calcio 8 che qui cambia lungo il gioco con un controllo come al solito ottimo di Seferi, poi orientato bene per il passaggio da Cossu e Succi, ma Santarelli ha riflettuto riflessi non umani, anche stavolta. Parata sì, centrale, ma con grandissima forza anche nel saper ricadere sopra il pallone. E dopo il time out va vicinissima al gol del pari la Roma Calcio 8, anche se qui sbaglia. E allora Artistico col destro deviato, che finisce fuori, non di molto. Buzzi l'ha vista la deviazione, è calcio d'angolo infatti per il Cotton Club. È accesa questa gara, è accesa questa gara, dicevamo, è stata accesa anche quella che abbiamo visto in precedenza, dove la Golbet Calcio 8 ha dovuto usufruire di una doppietta praticamente nell'overtime di Mauro Morizzi per vincere per 3-2 su Bacci. Il calcio d'angolo è qui per il Cotton Club, Alessio Empoli a batterlo, a rientrare, bene per il terzo tempo che arriva appena entrato, segna lui il raddoppio del Cotton Club, lo firma Cristian Conti.
La Roma è ripartita dalla centrata, ma non è facile. Ora 2-0 sotto in casa contro il Cotton Club, soprattutto praticamente sulla palla invertita dell'azione che stava per portare al pari giallorosso. Intervento straordinario di Santarelli, dall'altra parte calcio d'angolo più artistico, si prodiga per metterla in fallo laterale nel frattempo, ed una buona Roma ha dovuto subire il terzo tempo di Cristian Conti appena entrato dalla panchina. Qui artistico, riesce a pilotare palla verso Alessio Empoli. Alessio Empoli scorge qui sulla sinistra la sovrapposizione tentata da Tinazzi, che è premiato. Tinazzi è uomo della tranquillità del Cotton Club, quindi va da Zamperini. A destra si è aperto Piccheri, Conti sta facendo il centrale di centrocampo con Lefebvre, usano le mani con mestiere su di lui. Allora Seferi in campo aperto, Seferi finta, sinistro, Klaus Seferi imprendibile quando lanciato in contropiede, un paio di finte, la Roma è ancora dentro alla gara maledettamente, 1-2. All'altezza del quarto d'ora, prima lo 0-2 del Cotton Club con Conti, poi l'1-2 di Seferi, qui artistico, si era messo infatti a protezione della sua porta un altro giocatore della Roma oltre a Goletti portiere, è calcio d'angolo guadagnato direttamente dalla centrata, salgono le torri, stanno arrivando Conti, è già arrivato in area, ora anche Zamperini. Empoli batte teso sul secondo palo, una trattenuta dentro, grandi grida dalla panchina del Cotton Club, Roma che riparte però in contropiede con Malatesta e 3 contro 2, palla allargata a sinistra, ancora Malatesta dal limite, il gran recupero, poi colpo di testa, poi Empoli, poi il Cotton Club che si salva, ma c'è grande bagarre in campo, la partita è davvero molto bella. Qui Conti dribbla 2 uomini alla grande, va da Empoli, palla dentro, Lefebvre, Goletti, Lefebvre ancora sulla linea, incredibile come ha salvato Goletti. Che partita, Succi va a terra, calcio di punizione, animi che si sono surriscaldati, ma non crediamo per questioni arbitrali, quanto per il grande spettacolo a cui stiamo assistendo. Ha gridato al rigore la panchina del Cotton Club su un episodio che probabilmente dovremo rivedere in occasione delle riproposizioni appunto nei prossimi giorni. È volato a terra Conti, noi da qua non abbiamo visto, osservavamo la traiettoria del pallone, nessuna maglia a allungarsi, ma credo la rabbia del Cotton Club fosse riferita al fatto che dal contropiede che ne è poi nato stava per giungere il pari della Roma calcio a 8. Seferi ha capito come poter battere questa difesa, l'ha infilata in velocità, un paio di finte, lì Santarelli davvero non poteva assolutamente nulla. Una Roma che senza Parroni qui va ad affidarsi ad altri frombolieri per quanto riguarda la battuta del calcio di punizione. È una buona occasione, quella che vorrà sfruttare ad ogni modo Roberto Pisapia, crediamo. È un calcio di punizione da centrocampo, ma alla Stella Azzurra tanti valori possono essere stravolti per quanto riguarda le distanze a cui siamo abituati di solito. Calcio di punizione Roma, si attende ancora un attimo per la battuta. La barriera è finalmente posta da Santarelli. Arriva il fischio dell'arbitro. Calcio di punizione che verrà battuto teso dentro, così è. Invece di essere teso dentro l'area di rigore, è teso a colpire i pali di ferro, sostegno del terreno della Stella Azzurra. Oggi teatro di questa 22esima giornata. Santarelli è avanti ma con sofferenza il Cotton Club. Artistico, è andato molto vicino al gol dell'1-3, qui subisce fallo Cossu, Pisapia la scava verso Succi, qualcuno suona il clacson, fallo laterale Roma. Succi che conosce buona parte della squadra del Cotton Club, tra cui sicuramente la dirigenza, avendo militato lo scorso anno nello Sugar Mix, dove c'era anche il presidente attuale del Cotton Club, Maurizio Giuseppucci. Probabilmente lui a tenere anche calmi gli animi in campo, anche se Succi di solito è uno dei più turbolenti. Seferi, passaggio deviato, usa le braccia Zamperini, usa la testa invece Conti per andare da Santarelli. Santarelli, rinvio, Conti va a terra, intervento secco, falloso su di lui e cartellino giallo.
Malatesta è lui ad essere il giocatore ammonito. Zamperini, Tinazzi, palla dentro, la controlla Lefebvre che va a terra agganciandosi con un avversario, ma secondo l'arbitro cercando il contatto. Cartellino giallo, no, è cartellino rosso per Lefebvre, proteste per Buzzi ed è rosso a Lefebvre. Proteste, si allontanano i giocatori del Cotton Club che ora dovrà giocare sino al termine della gara in 7. La partita si era un po' innervosita, ma a livello vocale in campo, certamente non con interventi cattivi, si stavano rispettando tutto sommato i giocatori. Ci sono state proteste di Lefebvre flebili, tali da indurre Buzzi, che vediamo ancora a colloquio con Conti, poi espellere il principe Lefebvre. Buzzi aveva in un primo tempo ammonito Lefebvre, che forse con frasi di scherno stava rivolgendosi al rientrante fischietto della selezione romana arbitri. Quello che è accaduto dopo, ve lo diciamo dalla nostra postazione, per quello che abbiamo potuto sentire, naturalmente può essere soggetto a rivisitazioni, perché non abbiamo né la palla di vetro né il dono dell'ubiquità, non eravamo a 1 centimetro da Lefebvre, che ha comunque mandato a quel paese il direttore di gara, che dopo avergli mostrato velocemente il cartellino giallo è stato rapido nell'estrargli il rosso. Quindi a serio rischio la striscia di vittorie consecutive del Cotton Club, che ora deve terminare il primo tempo con l'uomo in meno e poi giocare lunghissimi 25 minuti alla Stella Azzurra contro questa Roma in 7 contro 8. Seferi va bene da Oliva. Oliva torna dal suo capitano, naturalmente ora i giallorossi oggi in maglia bianca sono rinfrancati e vanno proprio con Seferi a trovare il gol del pari. La palla è entrata sul primo palo, Santarelli si è fatto beffare ed è immediato il 2-2 della Roma dopo l'espulsione di Lefebvre. Ora Artistico è solo lì davanti nella sua opera di sfondamento della difesa della Roma, che mette 2 uomini in barriera nell'emiciclo di centrocampo. Artistico calcia proprio contro di loro, cogliendo sul fondo schiena Seferi, che questa deve averla sentita, ma ha fatto sentire la sua voce, il ruggito del capitano, che fa doppietta e impatta per ora la gara. 2-2 contro il Cotton in casa. Lungo lancio, petto di Empoli, Conti indietro su Zamperini. Difficile anche pensare ad una gestione tranquilla e logica del pallone da parte dei campioni d'Italia, che sono pressati a tutto campo dalla Roma. Occhio a Malatesta, Conti si fa sentire e va a terra qui, calcio di punizione. Tinazzi al suo lungo rilancio, Artistico, le mani di Cossu su Artistico. Chiede anche in questo caso un calcio di rigore il Cotton Club, che non viene assegnato. Conti, ancora Cotton, anche con l'uomo in meno, il sinistro deviato, calcio d'angolo.
Battuto ancora il calcio d'angolo, ancora giocatori che vanno a terra. Conti chiede a gran voce il calcio di rigore. Seferi, Oliva va a lungo, Santarelli la tiene. Ora c'è tanta tensione in campo perché in ogni occasione s'abbracciano in area di rigore Zamperini, Piccheri. Abbracci con davvero poco affetto in area. Ne sta lamentando tanti a suo sfavore un Cotton Club che per ora è sul 2-2. Zamperini va al lunghissimo lancio, vorrebbe palla addosso Artistico, la gioca leggermente troppo larga Capitan Zamperini, si becca il rimbrotto del suo numero 10. La Roma sembra aver placato il suo impeto, forse in attesa di scuotersi di nuovo nella ripresa, anche se Seferi prova a smentirci, andandosene sulla destra, solita andatura di noccolata di Seferi che riesce anche a metterla dentro. Santarelli, colpendo con una mano, con nessun giocatore della Roma per sua fortuna in area, quindi Conti cerca un compagno per palleggiare, ma è abbandonato a se stesso. Contrasto con Cossu. I due numeri 4 faranno 180 kg in due. Lui in barriera, parte Artistico, a giro Artistico! Ancora lui a riportare avanti il Cotton Club, non esulta Artistico, ma un gol di importanza strepitosa per il Cotton che va avanti di nuovo 2-3 con l'uomo in meno prima della fine del primo tempo. E infatti giunge qui il duplice fischio del direttore di gara. È 2-3 per il Cotton Club che dovrà giocare tutto il secondo tempo in 7 contro 8. Cenni d'intesa, si danno tutti il 5 in campo. Piccola pausa per noi. Pronti a risalire sull'otto volante della Stella Azzurra, 22esima giornata di Serie A della Lega Calcio a 8 è il posticipo nel quale il Cotton Club sta guidando per 3-2 all'interno di una partita folle per adesso, decisa dal Tarento ancora una volta sul gol del 3-2 di Mario Artistico, dopo che Empoli e Conti avevano segnato le altre due reti intervallate da quelle di Klaus Seferi. Artistico parte qui da centrocampo, a giro deve volare Coletti. È ormai la specialità della casa, quella di Artistico, che su qualsiasi campo tenta direttamente il tiro da centrocampo. Servono grandi interventi dei portieri a frapporsi ad un Cotton Club che ora comunque gioca in 7 contro 8 e batte questo calcio d'angolo dove Succi svetta senza problemi. Tinazzi da fuori il destro, deviato ancora da una Roma ora serragliata in questo avvio di ripresa in area di rigore. È stato espulso per proteste Lefebvre nel corso del primo tempo ad una decina di minuti dal termine. Artistico non guadagna il fallo che avrebbe voluto con questa protezione palla, quindi Oliva. La Roma ha l'uomo in più, deve cercare di sfruttarlo allargandosi in tutta l'ampiezza del campo. Cambio di gioco di Pisapia, così e così, stava venendo dentro il campo Seferi. L'arbitro fa chiudere anche... Chiude e Buzzi l'altro cancelletto giallo. Ci sono state delle proteste e dobbiamo dire che però ci sono stati anche dei protagonisti in panchina per tutte e due le squadre che ad un certo punto hanno deciso che se ne poteva fare a meno e si sono fermati nelle grandi discussioni facendo giocare al calcio, che è la cosa più importante. Conti, Artistico, cambio di gioco rischioso, chiede scusa a Tinazzi che aveva comunque giocato indietro a Santarelli. Lungo rilancio di Santarelli. E però in rimessa dal fondo, Goletti. Oliva. Porta palla Oliva sulla sua fascia all'uomo che con una doppietta aveva impattato 2 volte il risultato. Klaus Seferi. Occhio alla conclusione, dalla lunghissima distanza che spacca la traversa dalla metà campo della Roma.
È ripartito nel frattempo Artistico da quest'altro lato. Prova a puntare il difensore, ad andare sul destro. C'è una deviazione, la traversa, l'aveva colpita Salvatore Pauliello. La traversa colpita da Salvatore Pauliello, che poi è andato anche a chiudere in difesa. Ha rischiato il Cotton, che qui va da corner. Sul secondo palo! Altro gran mucchio in area, tutti i giocatori a terra, ma Empoli la risolve da fuori, calcia col mancino, è il gol del 4-2 del Cotton Club, ha segnato Empoli. 4-2 del Cotton in 7 contro la Roma, con altri grandi e affettuosi abbracci in area di rigore. Non sappiamo mai dirvi da chi inizino, se da Conti o Cossu, ma la questione è sempre tra loro due. Fermo che tira. Mario, destra, Mario. Pisapia. Pauliello. Buona palla per Cossu. L'ha persa però ancora malamente la Roma, allora Conti. Con la finta l'aggancio con Succi, stavolta c'è sì il calcio di punizione. Hanno sentito una blasfemia quelli del Cotton Club pronunciata 2 volte dalla bocca di Succi. Vorrebbero ristabilita la parità numerica in campo. Gli arbitri non si avvedono della situazione. Succi tra l'altro spiega a gesti alla panchina del Cotton: non vengono presi provvedimenti disciplinari, c'è da battere un calcio di punizione, c'è un gran capannello di uomini, partita che rischia di prolungarsi ben oltre il già copioso ritardo che abbiamo vissuto già dalla prima di questo doppio posticipo. Gridano di tutto da fuori. Conti è artistico. Concentrato, Zappe! Accompagnato fuori Maurizio Giuseppucci nel frattempo. Punizione di Artistico. Parte lui col sinistro, Goletti sul tiro potente, ma la ribattuta è senza appello, è di Alessio Piccheri. Ci inquina Cotton Club, anche con l'uomo in meno. Aveva ben parato Goletti, è un blackout totale. Quello della Roma in questo secondo tempo ha iniziato con l'uomo in più, avrebbe potuto gestire tempi ed energie di una gara che la vedeva sotto per 3-2, grazie al gol d'Artistico che aveva rimesso appunto avanti il Cotton in chiusura di primo tempo. Continuano le indicazioni tattiche, qui fallo di Conti su Cossu. Se ne va ridendo se la Conti, chiede scusa a Cossu, i due si sono presi per tutta la partita, certo senza amicizia, ma con tanta dignità nei contrasti, senza volersi mai far male. Qui la Roma, con un tiro dalla distanza di Pauliello, Santarelli blocca, ma sembrano paradossalmente mancare le idee alla squadra che ha l'uomo in più. È già praticamente da poco oltre la metà del primo tempo. Stop d'Artistico, intervento di Pauliello, 2 volte, bene su Artistico. Conti recupera dopo il passaggio all'indietro e palleggia andando da Fabio Tinazzi. La Roma prova a disporsi in difesa, ma c'è la gran Veronica di Empoli. Calcio di punizione, cartellino giallo che arriva per Oliva.
Conti e Tinazzi per una volta Artistico lascia la battuta a loro. Gran mucchio in area di rigore con Conti che parte. E va a giro, Goletti imperfetto ma alla fine efficace. Oliva. È andato da Seferi. Roma che non deve perdere contatto con la gara. Pauliello! Fuori non di molto. Ci aveva provato prendendo la traversa prima Pauliello, che ci ha preso gusto e da centrocampo qui ha sfiorato il palo alla destra di un Santarelli incolpevole in occasione delle 2 segnature giallorosse. E qui Conti con proprietà di palleggio da aprire su Piccheri. Artistico. Torna indietro da Zamperini. Va a sinistra da Tinazzi. Conti. Ancora di prima Conti. Si destreggia alla grande anche nel ruolo di centrocampista centrale. Qui recupera un'altra palla che poi Piccheri spreca, ma è il tuttocampista del Cotton. Qui forse ha fatto male a Succi. Va a dar la mano all'avversario, ma è decisivo in qualsiasi zona del campo. E Giuseppucci viene allontanato, si era riavvicinato furbescamente alla panchina, se ne è accorto Buzzi che lo allontana, quindi Goletti. Sale Pauliello, scavino col sinistro, è buono dal lato dove agisce Seferi. Si chiude ancora splendidamente il Cotton Club che ora però delega totalmente a Mario Artistico la sua fase offensiva, rimanendo molto rintanata nella propria metà campo. Sale Salvatore Pauliello, l'uomo che si è reso più pericoloso nel secondo tempo di una Roma che poteva spaccare il mondo con l'uomo in più. E invece si sta limitando a queste azioni davvero poco convinte, con poco costrutto, giocando paradossalmente meglio in parità numerica che con la superiorità di un uomo. Artistico, palleggio e passaggio indietro. Piccheri. Rilancio. Sul petto di Cristian Conti che fa il centravanti. Salta un uomo e gioca indietro. Artistico stoppa in palleggio, prova ad andarsene con una giocata troppo leziosa. Ma la Roma spreca ancora e quindi Santarelli. Il rinvio dell'estremo difensore del Cotton Club. Su Artistico ha usato la spalla per prendere anticipo nella regione dell'area di rigore Pauliello. Ha rubato qualche centimetro ad Artistico che già gliene concede una decina per quanto riguarda la differenza d'altezza tra i due. Piccheri. Artistico. Vince un rimpallo e poi tira col mancino contro un avversario. Non c'è tocco col braccio, c'è ancora l'intervento di Conti a prolungare di testa e di testa ancora Tinazzi, da Santarelli che controlla e la può anche far sua con le mani. Eccola qua. Rinvio basso di Santarelli, molto bene dalle parti di Alessio Empoli, un ottimo esordio per lui con doppietta. Sarà sicuramente felice Fabrizio Nolano di sapere che ora c'è un collega che per quanto riguarda la regia può mettere a repentaglio il suo posto di titolarissimo in quella striscia di vittorie consecutive che oggi rischia di arrivare a 13, in quella striscia di imbattibilità che è vicinissima al giungere a 22 incontri, praticamente tutta la durata della regular season sin qui giocata. Tinazzi. La Roma vorrebbe pressare, è tirata lontana dal Cotton il lancio di Zamperini. Controlla come può e lo fa bene alla fine Pisapia che non riesce a passare, quindi Tinazzi. Così e così, Succi. Cossu. A largo Cossu, Seferi. Solito movimento a convergere, Seferi la doppia finta è quella che non funziona. Conti gli chiede scusa, stavolta l'arbitro non fischia. Piccheri incespica sul pallone ma è scivolato Succi, allora Piccheri prosegue nella sua azione fino poi a calciare fuori il pallone sportivamente, perché dall'altro lato si era fatto male l'altro capitano, Seferi.
tenuto lui e poi ha fatto il contrasto da fuori. Non devo riprendere qua. Si riprenderà con la rimessa in gioco di Stefano Coletti. Pisapia. Restituisce palla al Cotton perché Piccari se n'era impossessato, l'aveva portata lontana e poi l'aveva scagliata fuori. Santarelli. Tinazzi. Partita in cassaforte per un Cotton che la sta gestendo nonostante l'uomo in meno. Sullo stesso campo che l'aveva vista cadere per 5-1. Zamperini. Artistico. Ha recuperato palla e se l'è portata avanti in un'azione simile a quella che ha portato al gran gol dell'1-0 con la Pisana. Qui esagera, la Roma infatti la recupera, anche se c'è il pressing molto alto del Cotton. Succi, Piccari in seconda battuta, c'era Conti lì vicino, poi Empoli altra finta di corpo, pregevole, così come però l'intervento a chiudere di Cossu. A destra Seferi. Accompagnano la sua azione un paio di compagni, Seferi riesce a pescarne uno dentro, era Cossu. Ma è difficilissimo per lui controllare quel pallone che era un po' più indietro rispetto alla sua posizione. Piccari con tutta l'esperienza del caso, in fallo laterale. Quindi ancora Roma. Forse si sono svegliati troppo tardi quelli di Rossi e Villani. Qui Cossu, entrata di Zamperini, scusate, di Conti, poi Piccari, Campanile. Ora il Cotton Club naturalmente avanti di 3 reti a 8 minuti circa dal termine. Vada più che altro alla sostanza, vada poco alla forma, va quindi a rinviare tutto quello che può dal lato opposto. Luca Liberti. Cossu, intervento in scivolata di Empoli, che si fa apprezzare anche in ripiegamento. Ci prova ancora Paoliello, ma se nelle 2 occasioni precedenti aveva colpito la porta, una volta la traversa, una volta c'è voluto l'intervento di Santarelli, qui è fuori, time out, quindi pausa. Troppi abbracci in area di rigore, scherzavamo con i 2 direttori di gara, ma anche troppa differenza quella che stiamo vedendo oggi in campo tra i campioni d'Italia, la capolista Cotton Club che sta violando il terreno della Stella Azzurra con un perentorio per ora 5-2. La Roma calcio a 8 sta giocando dall'altezza del quarto d'ora del primo tempo con l'uomo in più. Qui si incunea Conti, pesantemente trattenuto a calcio di punizione. Chiede anche ausilio a Cossu, sono stati fierissimi i duelli tra i due, si danno il 5 anche con Liberti, c'è una bella atmosfera in campo, non fosse stato per quelle proteste che hanno funestato la gara intorno all'espulsione per proteste del principe Lefebvre. Tinazzi, 4 in barriera oppure Mario Artistico. Parte Mario Artistico naturalmente, bordata senza appello, spegne le luci alla Stella Azzurra. Mario Artistico, 2-6 Cotton Club. Ha conquistato anche il calcio di punizione di questa poi, che ha causato poi questa trasformazione da parte del numero 10. Cristian Conti, fondamentale come non mai probabilmente oggi con la sua squadra, con l'uomo in meno. Liberti prova da centrocampo, è proprio contro il corpo di Conti. Si danno il 5 a distanza i due. Vediamo giocatori comunque sorridere in campo e questo è importante, anche se questa sconfitta fa male, malissimo alla Roma. Seferi, l'ultimo a voler ammainare la bandiera, se ne va. Riesce ad andare da Luca Liberti, che viene toccato e c'è anche per la Roma il calcio di punizione. Se io dico Cristian è un altro, deve stare barriere. No, devono essere 2, Cristian. Fischia lui, Santa. Piccari naturalmente non smette di fare l'allenatore in campo. Barbarella prosegue il suo riscaldamento, ma è agli ordini di Michele Scatarzi, unico componente rimasto sulla panchina del Cotton Club insieme ad Andrea Innocenzi. Vediamo dietro la rete Davide Lefebvre da un lato e Maurizio Giuseppucci invece dietro la porta di Coletti, con Liberti che parte e va bene a giro. Liberti, palla che passa da sotterra e il 3-6 che molto probabilmente però non cambia la sostanza della gara.
Artistico, altra rincorsa, altro sinistro, altra bomba addosso agli avversari. Gran coraggio nel rimanere lì. Conti, Tinazzi, scavino da Conti, indietro, capitano Zamperini. Sventagliata sul petto di un ottimo Empoli che va da Artistico! L'ha fatto ancora! Sembrava aspettare il momento giusto il Cobra. Artistico. Stop, e come al solito quando vede la stella, rovesciata, 3-7. Gli vanno a dare il 5, vanno a complimentarsi con lui, ma abbiamo perso il conto delle volte in cui questa medesima azione è accaduta. Anche in questo caso, imparabilmente battuto Stefano Coletti da una giocata di rara, forse unica classe di Artistico. Qui Pauliello altissimo sulla traversa, è il tiro d'alleggerimento di una gara che vede un solo vincitore, il Cotton Club, che ristabilisce 7 punti di distacco con 7 squilli in casa della Roma. E pensare che 5 di queste reti sono giunte in inferiorità numerica col Cotton che qui continua, e Succi orgogliosamente prova a fermare la goleada, andando da Liberti ancora Succi. Poi un tocco fuori di Tinazzi, è un Cotton comunque compatto, è una Roma che troppo tardi nella ripresa ha messo la testa fuori dal guscio. Seferi. Tiro poi da parte di Pisapia, ma è la chance praticamente per rinviare in contropiede Conti, che sapientemente attende che i compagni salgano e poi pesca con una palla davvero graziosa Alessio Piccheri sul fondo. Piccheri si guadagna il calcio d'angolo. È una sinfonia suonata da 7 uomini in un'orchestra ridotta di un uomo. Manca il principe nel Cotton, ma la musica sembra essere sempre maledettamente la stessa. E dice molto probabilmente 13 vittorie consecutive in campionato, dice ormai sicuramente 22 risultati utili in fila, tutte le gare del campionato sin qui giocate. Simone Succi, Seferi, danza Seferi dentro, poi il rinvio, la Roma che ci prova comunque a testa bassa, non manca moltissimo al termine. Pisapia in verticale fino all'intervento di Zamperini, che non vuole concedere nulla, ma finisce per lasciare sul campo un calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto da Succi, dove svetta Zamperini, che poi va a pressare come unico uomo la giocata di Pisapia buona sulla destra. La Roma si ripropone al limite dell'area di rigore con un passaggio tentato da Liberti in controtempo Cossu, che forse per una volta abbiamo visto oggi nel suo ruolo naturale, tratto un po' in inganno, messo in gran difficoltà dal fatto che da un certo punto in poi della gara il Cotton Club è andato a schierare nella sua stessa zona l'omologo a livello di numero Cristian Conti, che ha imperato oggi forse come non mai. Colpo di testa, 2 volte, palla sul petto, poi in avanti, la protegge Liberti, lotta con Conti, poi Pisapia, si impegna per tenerla dentro andando da Coletti. Conosceremo a breve l'entità del recupero, 4 gol di distacco sono tanti, servirebbe un maxi recupero alla Roma, ma non crediamo sarà accordato, anche perché tante interruzioni ci sono state nel primo tempo, ce ne sono state nella ripresa, ma in occasione di calci di punizione dove si tardava semplicemente a porre la barriera. Artistico una volta lascia passare. Piccheri prova a guidarlo con un joystick, ma ci sono dei tasti su quel joystick lì che decide di attivare lui ogni tanto spontaneamente. Sono i migliori, sono quelli dei pezzi che compongono ormai una galleria in collezione di opere d'arte assolute. Prova a disegnarne un'altra con Coletti, che quasi blocca e poi rinvia. Azione proseguita qui della Roma, intervento di Conti, forse c'era prima il fallo, ma Conti 2 volte, sì, la punizione c'era prima. Se l'è conquistata il numero 9 della Roma, Amedeo Palmisano. No, la punizione è per il Cotton, non abbiamo capito nulla nemmeno in questo caso. Zamperini, Tinazzi, si è messo a 2 il Cotton con Conti che fa il mediano, e qui salta d'impeto un altro uomo, poi va a terra.
Calma che è finita. Un minuto, poi solo recupero. Tinazzi, Conti, può tirare, ci ripensa e va sul sinistro. Allora ancora Conti, va a terra, altra punizione guadagnata dal numero 4, oggi migliore in campo. Altra punizione Cotton Club, altra chance di sparo per Artistico che va secco, ma stavolta non troppo. È l'ultima punizione del match, gara che finisce senza recupero. Il Cotton Club mette in fila la 13ª vittoria consecutiva, 22 risultati utili in campionato. Tutte le gare di regular season, ha vinto anche questa in casa della Roma Calcio 8, pur avendo giocato un tempo e mezzo con l'uomo in meno. La Roma ci ha provato, ma alla fine c'è stato troppo Cotton nel secondo tempo.